delle due ragazzine che hanno ingerito antidepressivi sfiorando la morte riporta in primo piano il tema del disagio adolescenziale. Nella Marca un vero allarme, il numero di tentati suicidi e suicidi è tra i più alti in Italia. Futuro del Treviso Calcio, incontro con il notaio in vista della firma. Il sindaco Conte dice tra una decina di giorni verrà formalizzato il consorzio, una quarantina di soggetti, comprese vecchie glorie sul modello di Treviso Basket. Ventotenne albanese con numerosi precedenti e considerato socialmente pericoloso chiede la protezione internazionale per evitare l'espulsione, ma l'applicazione del nuovo decreto sicurezza lo fa riportare nel suo paese. Iniziati i lavori di risanamento dell'area ex Nuova Esa tra Marcone e Mogliano, prima fase lo smaltimento di 3.000 tonnellate di materie plastiche, poi toccherà ai 50 serbatoi dell'ex azienda. Ultimi giorni della Marca per il comandante dei Vigili del Fuoco Nicola Mitchell, che sta per essere raggiunto dal suo successore. 5 anni a Treviso e tanti ricordi, uno su tutti la tragedia del Molinetto della Croda. Verso la durata nazionale degli alpini a Milano, le penne nere di Vittorio Veneto e il reparto San Marie pronti a partire nel nome di Iroso. Volley Conegliano continua a festeggiare dopo la conquista del terzo scudetto dell'Imoco. Il presidente Garbellotto dice il segreto del successo, l'alchimia delle ragazze nello spogliatoio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque il tema del disagio e delle crisi adolescenziali nella Marca, riportato in primo piano dal caso delle due ragazzine che a Castelfranco hanno ingerito antidepressivi sfiorando la morte, sono ancora in terapia intensiva anche se sono fuori pericolo, e sono dati allarmanti quelli della Marca, davvero allarmanti. Le crisi adolescenziali sono sempre più gravi e soprattutto sono tantissimi i giovani costretti a ricorrere al sostegno dei servizi dei distretti sanitari dell'ULSS 2, un fenomeno che preoccupa non poco. La fascia adolescenziale sulla provincia di Treviso è una fascia che ci preoccupa. I tentati suicidi e suicidi sono ai primi posti a livello nazionale. I nostri giovani sembrano, alcuni di loro, quelli più fragili, sembrano mostrare proprio segni di un disagio. Sono le ragazze, vista la maggiore sensibilità, ad essere più esposte a crisi esistenziali rispetto ai maschi. L'età più critica va dall'ultimo anno delle medie alle prime classi delle superiori, numerosi casi seguiti dai servizi. Casi gravi, casi in cui gli adolescenti manifestano diversi tipi di disagio, abbiamo pieni servizi. La collaborazione con le scuole ci porta a un invio quasi quotidiano di ragazzi e ragazze che non a questo livello ma presentano delle situazioni di crisi. L'ultimo caso grave è accaduto a Castelfranco ieri pomeriggio con le due ragazzine di 17 e 16 anni trovate a terra incoscienti dal padre della più grande. Le minorenni avevano ingerito massicce dosi di antidepressivi. Quando il genitore è entrato in casa ha trovato le adolescenti prive di sensi. Immediatamente ha chiamato i soccorsi. Le due ragazzine sono state portate in ospedale. Dopo la lavanda gastrica sono state portate in rianimazione. Le loro condizioni fisiche starebbero migliorando. Stanno facendo le cure appropriate a questo tipo di problema che si è presentato e nel giro di qualche settimana appronteremo un programma riabilitativo, territoriale, facendo tutto il lavoro con le famiglie, con tutti i nodi della rete territoriale. Solo quando staranno meglio verranno ascoltate dai carabinieri. Non hanno lasciato nessun messaggio, nessun biglietto per spiegare questo drammatico gesto. Bisogna saper ascoltare i figli, spiega Borsellino. Piuttosto che mettersi in posizione giudicante, di giudizio, accostarsi a loro e cercare di capire col loro linguaggio cosa stanno cercando di comunicarci. Fra i progetti portati avanti dai servizi ci saranno corsi di formazione sulla genitorialità e soprattutto aumentare i livelli di collaborazione con la scuola. Ora un altro caso che coinvolge ancora un minorenne, ma questa volta i protagonisti in negativo sono i genitori. È stato preso in giro dai compagni di classe fino a diventare vittima di scherzi anche pesanti, come quello di offrirgli una gomma da masticare piena di colla. Gli insegnanti, venuti a conoscenza di quanto accaduto, avevano individuato gli autori e li avevano rimproverati. Ma probabilmente questo non è bastato ai genitori del ragazzino, che si sono recati a scuola, hanno chiesto di incontrare l'insegnante che era in classe. La professoressa li ha ricevuti nel corridoio, ma la discussione si è infuocata. Così i genitori hanno fatto irruzione in aula ed il papà del ragazzino ha minacciato i compagni. Se lo fate ancora vi spezzo le gambe.
Un bambino tornato a casa ha raccontato quanto accaduto e la famiglia di quest'ultimo si è recata dai carabinieri. Immediate le indagini. Il padre dello studente bullizzato è stato invitato in caserma, mamma e papà sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e il padre del ragazzo dovrà rispondere anche dell'accusa di minaccia a minorenni in ambiente scolastico. La gente su questo fatto ha idee chiare. Hanno scelto la strada più impropria, c'è un direttore, presumo, e quello è il responsabile dell'andamento della classe e della scuola in generale. Lo trovo poco corretto, non lo so, dovevano riferirsi all'insegnante e non ai ragazzi. Credo che il rapporto tra scuola e famiglia sia fondamentale, ma deve essere un rapporto di collaborazione sempre e comunque, quindi bisognerebbe passare attraverso le vie istituzionali prima, perché entrare direttamente in classe, a mio parere, sminuisce l'autorità degli insegnanti, che invece andrebbe assolutamente rispettata. E proprio oggi il ministro dell'istruzione Marco Bussetti è intervenuto sul tema dei rapporti sempre più difficili tra famiglia e scuola. Ho già dichiarato che mia ferma intenzione è verificare e valutare con tutti gli organi competenti la possibilità che il Ministero si costituisca a parte civile nei procedimenti penali che abbiano ad oggetto episodi di violenza o anche di semplice minaccia posti in essere da studenti o dai loro genitori, parenti, nei confronti di tutto il personale della scuola. La cronaca adesso, un incidente avvenuto alle 17:30 a Zerobranco in via Tiverone, il bilancio è di 5 feriti di cui uno grave, uno schianto appunto avvenuto in via Tiverone che ha coinvolto 3 autovetture. Ancora da chiarire la dinamica di questo schianto, dicevamo ben 5 i feriti di cui uno grave portato in ospedale in condizioni appunto gravi. Adesso il futuro del Treviso Calcio, passo dopo passo, tra 10 giorni, dice il sindaco Conte, la nascita del consorzio. Piano piano vedrete che il Treviso Calcio tornerà ad essere protagonista dello sport in città. L'obiettivo è stato centrato. La nuova era del Treviso Calcio è pronta ad iniziare. Parola del sindaco Mario Conte. Siamo da troppi anni delusi delle realtà che hanno preso per mano il Treviso Calcio, abbiamo deciso di dire basta, nascerà una realtà molto territoriale grazie appunto a questa voglia di mettersi in gioco di molti imprenditori che andranno a costituire un consorzio proprio sul modello vincente che oggi si sta vedendo protagonista nel mondo del basket con grandi successi. Oggi ci sarebbe stato un primo incontro con il notaio in vista della firma decisiva che siglerà la nascita del consorzio nel quale potrebbero entrare a far parte anche vecchie glorie del calcio Treviso. Nel giro di 10 giorni verrà formalizzata la costituzione del consorzio, la società è già a buon punto sia da un punto di vista della formazione dei nominativi che da un punto di vista strutturale, quindi credo che nell'arco al massimo di un mesetto saremo pronti per la presentazione ufficiale. Pronti per la prossima stagione sportiva calcistica? Assolutamente sì, saremo prontissimi, ci presenteremo alla prima giornata di campionato. Insomma, mancano ancora alcuni dettagli, spiega il sindaco Conte, ma il lavoro ormai è a buon punto. Un titolo sportivo già c'è, però c'è ancora molto da fare. Ancora da definire la categoria nella quale il Treviso giocherà. La categoria non è importante, la comunicheremo ovviamente il giorno della presentazione, ma oggi è importante il progetto sano. Una quarantina al momento gli imprenditori pronti a prendere parte a questa nuova avventura, ma il telefono del sindaco Conte continua a squillare, all'altro capo del filo professionisti disponibili ad offrire le proprie competenze, magari proprio per i lavori allo stadio Tenni. I lavori all'interno dello stadio sono cominciati perché abbiamo cominciato a prendere per mano il manto erboso perché vorremmo che tornasse quel famoso manto che si era caratterizzato in tutta Italia come uno dei migliori manti erbosi d'Italia. Ci ho messo la faccia perché credo in questo progetto, spiega il sindaco Conte, che poi aggiunge: lo faccio soprattutto per i ragazzini della città. Per consentire ai nostri ragazzi di poter un giorno continuare a sognare di indossare la maglia della propria città. Torniamo alla cronaca, 2 distinte operazioni antidroga di carabinieri e questura. A Treviso gli agenti delle volanti hanno stretto le manette intorno ai polsi di un 26enne nigeriano accusato di spaccio. Nella portapacche anteriore della sua bicicletta, dentro un astuccio di metallo, trovate numerose dosi di sostanza stupefacente già confezionate per lo spaccio e poi in casa altri 150 grammi di marijuana.
A Castelfranco invece i carabinieri in un'altra operazione hanno denunciato per spaccio un 30enne albanese residente nell'Asolano, già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli investigatori avrebbe ceduto svariati quantitativi di marijuana e cocaina nel 2017 e 2018 a diverse persone nella zona della Castellana e dell'Asolano. Un 28enne albanese invece espulso dall'Italia, l'uomo era considerato socialmente pericoloso, aveva tentato di evitare questa espulsione chiedendo la protezione internazionale. Durante una vasta operazione per contrastare la criminalità organizzata nel 2015, un cittadino albanese di 28 anni era stato arrestato e messo in carcere. Uscito lo scorso 24 gennaio, l'uomo pluripregiudicato con diversi reati alle spalle che vanno dall'associazione a delinquere al favoreggiamento della prostituzione, dalla resistenza pubblico ufficiale alle lesioni personali, aveva cercato di sottrarsi al decreto di espulsione adottato dal prefetto di Treviso e di cui era destinatario, presentando una richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione territoriale di Verona, sezione di Treviso, su richiesta urgente del questore di Treviso, che ha utilizzato la nuova norma prevista dal decreto Salvini per l'esame immediato della domanda di asilo strumentalmente presentata da soggetti pericolosi socialmente, al solo fine di rimanere in Italia, ha però respinto la domanda del 28enne. Questo ha consentito alla questura di procedere all'immediato rimpatrio del pregiudicato considerato appunto socialmente pericoloso. Ieri l'uomo è stato accompagnato alla frontiera di Venezia e rimpatriato. Ultimi giorni nella Marca per il comandante dei Vigili del Fuoco Nicola Miceli, che sta per essere raggiunto dal suo successore designato. 5 anni da comandante a Treviso e tanti ricordi, uno su tutti. Sicuramente l'evento di Refrontolo, del Mulinetto della Croda, dove sì, appunto sono morte quattro persone, ed è un evento che ricordo particolarmente, sì, innanzitutto per gli esiti tragici, e anche perché insomma ricordo che era un giorno di festa, ecco, stavano festeggiando, e questo sì, mi ha colpito molto. Quella notte al Mulinetto della Croda, impossibile da dimenticare. Il ricordo maggiormente impresso, ma di tasselli nel puzzle della memoria ce ne sono tanti per Nicola Miceli. Ultimi giorni nella Marca per il comandante dei Vigili del Fuoco, che sta per lasciare il posto al suo sostituto, l'ingegner Giuseppe Lomoro. Che fa, comandante? Ci lascia? Sì, è arrivato il momento, mi dispiace tantissimo, questa è una splendida provincia, però è arrivato questo momento. Così nel dicembre scorso avevamo anticipato l'addio del comandante, trascorsi i mesi di iter burocratico, il saluto è alle porte. 5 anni alla guida del comando dei Vigili del Fuoco per l'ingegner Miceli, classe 1967, che arrivò nel gennaio del 2014 per sostituire Agatino Carrolo. Treviso la conosceva bene, avendovi lavorato tra il 1995 e il 2009 come funzionario tecnico. Una provincia decisamente impegnativa, dall'attività più ordinaria agli interventi difficili e pericolosi l'impegno è stato uguale, dentro e fuori la Marca. Ultimi in ordine di tempo, il supporto nel disastro della tempesta Vaia sulle montagne bellunesi, le esondazioni nell'area del Piave, ma anche, scorrendo il nastro del tempo, il terremoto nel triangolo Marche-Abruzzo-Lazio nel 2016, la tromba d'aria di Conegliano sempre nel 2016, l'incendio alla Chiari e Forti di Silea nel 2015, i tanti roghi spenti nelle abitazioni o nelle aziende di tutto il territorio. Porto con me certamente la professionalità dei miei collaboratori, lascio un capitale umano sì, davvero significativo, davvero rilevante, persone capaci, colleghi capaci professionalmente, quindi che sono cresciuti in questi ultimi anni. L'ambiente ora è stato per anni un incubo ambientale tra Marcon e Mogliano, al via lo smaltimento dei rifiuti all'ex Nuova ESA. I lavori di smaltimento e rimozione dei rifiuti nell'area ex Nuova ESA di Marcon. Un intervento messo in risalto dalla presenza dell'assessore regionale all'energia, il sindaco di Marcon e l'assessore alle politiche ambientali di Mogliano Veneto. Con questa operazione noi togliamo da questo territorio meraviglioso 3.500 tonnellate di porcheria che porteremo nella discarica tattica di Sant'Urbano, e questo grazie alla collaborazione sinergica della Regione, con il NOE, che ringrazio e non smetterò mai di ringraziare, con Veneto Acque, con l'ARPA, con la città metropolitana, con i 2 comuni, con i Vigili del Fuoco, insomma i dirigenti e i funzionari della Regione.
questi sono risultati che raggiungi non solo perché hai le risorse, ma perché tutti ci credono. Un investimento da parte della Regione di 3.200.000 euro, un investimento sentito, una richiesta molto forte da parte della cittadinanza di rivedere un sito di questo tipo bonificato finalmente. Le tempistiche anche ci danno grosse garanzie su quello che potrà essere l'iter di completa bonifica di tutta l'area, un'area molto vasta tra l'altro e dimenticata per tanti anni. Queste plastiche che vediamo alle mie spalle insistono nel territorio del comune di Mogliano Veneto e spero che un giorno al posto di queste plastiche vi possa essere un centro di ristoro. Un intervento che arriva in un momento particolare e che serve per dare un chiaro segnale. È un bel segnale anche di civiltà, visto tutto quello che sta succedendo, le infiltrazioni mafiose nei siti ambientali, insomma è bene tenere sempre alta la guardia. Che esiste la mafia lo sappiamo, che la mafia vada dove ci sono i soldi lo sappiamo, che siano dei veneti a collaborare con i criminali mafiosi per fare soldi, questo mi fa rabbrividire e per quanto mi riguarda se la pena è 100 per un veneto mafioso deve essere 1000. A proposito di ambiente, ieri sera a 20:10 tra gli ospiti anche Luca Saccone, candidato per Europa Verde alle elezioni del 26 maggio, che dice non è più il momento di dare la colpa ai governi precedenti, ci vuole un'inversione ecologica dell'economia. Sentite le sue parole ieri sera. Il governo appunto sta lavorando da quasi appunto un anno, quindi credo che sia il momento di non dare più la colpa ai governi precedenti, ma guardare un attimino anche agli effetti, ai primissimi effetti che stanno avendo appunto le riforme di questo governo. Ma a mio avviso per l'Europa si dovrebbe puntare a investimenti diversi, investimenti in un'economia più green, investimenti in un'occupazione di un certo tipo di qualità, perché noi sappiamo che una conversione ecologica dell'economia può veramente portare moltissimi posti di lavoro, non lo diciamo solo noi Verdi, lo dicono esperti appunto del settore, quindi secondo me non si stanno facendo i dovuti passi sia a livello di governo sia a livello di campagna elettorale. Alle europee è presente anche il Partito Pirata. Accesso libero alla conoscenza, lotta alle fake news, maggior sicurezza dei dati che circolano su internet, più trasparenza negli enti pubblici amministrativi a tutti i livelli. Su questi ma anche altri principi si basa la filosofia politica del Partito Pirata, realtà nata nel 2006 su ispirazione del partito svedese, candidata alle elezioni europee. È uno dei nomi in lista nella circoscrizione nord-est Luigi Di Liberto, fondatore della community online TNT Village, spazio virtuale al centro di una storia controversa tra il fondatore e il mondo dell'editoria, si presenta ai microfoni dell'agenzia Vista, parlando proprio del suo caso, uno dei motivi che lo ha spinto a far valere gli ideali dello scambio etico sul web. Io sono un darigale di carabinieri di Ventura e il partito Ridade appoggia questa battaglia in cui sono accusato per alcuni articoli in cui rischio anche 4 anni di carcere, però lo scambio etico continua l'attività perché TNT continua a essere sia il Baggio o altro dominio. Vedremo cosa diranno i giganti che vuole questo processo e vedremo per il giudice che decide. Di Liberto parla anche dell'ipotesi di vedere un loro esponente all'Europarlamento. Se ci saranno alcuni eletti a Belgio ci sarà un nucleo per fare uno Stato Unito d'Europa. Sarà un'idea, sarà un sogno, però ci proviamo. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito.
Rieccoci in studio in diretta per parlare dell'iniziativa Raccogli l'olio esausto e risparmi sulla bolletta dell'energia elettrica. La campagna che Ascotrade e Contarina hanno rinnovato anche per il 2019 con il fine di incentivare la raccolta differenziata degli oli esausti. Crescono velocemente i numeri di questa iniziativa, un invito degli utenti gli utenti hanno accolto con favore, come dimostrano i numeri del 2018, del primo trimestre anche del 2019, i dati confermano una crescita netta della raccolta segnando il più 28% rispetto al 2017 con 53.000 contenitori consegnati agli ecosportelli e ai punti Contarina fino a fine marzo, una bella iniziativa che continua e che vede appunto numeri in crescita. Adesso la Donata Nazionale degli Alpini a Milano, meno 2 giorni alla grande festa, in partenza anche le penne nere di Vittorio Veneto e il reparto Salmerie. Pronti perché Milano è un grande evento, Milano è la città dove sono nati gli alpini. Il conto alla rovescia è iniziato, ultimi preparativi a Vittorio Veneto prima della partenza per Milano. Alcune penne nere raggiungeranno la Lombardia già domani, mentre il reparto Salmerie con 4 muli venerdì alle 8 lasceranno la Marca. Ma prima di arrivare a Milano facciamo tappa a Cassano d'Adda, che è la patria di Perucchetti, del generale Perucchetti, fondatore delle truppe alpine, dove lì ci sono i suoi resti e quindi renderemo omaggio alla sua tomba. E poi proseguiremo per Pessano con Bornago, che è una cittadina di 15.000 abitanti a una dozzina di chilometri da Cassano d'Adda, sulla direttrice verso Milano, e lì ci ospiterà il gruppo locale. Quando siamo in questo paese che ci ospita facciamo anche una sfilatina lì insieme a tutti gli alpini che sono lì della zona. Dunque sabato mattina con la sfilata a Pessago con Bornago, in ricordo dei caduti ci sarà la prima occasione per vedere il reparto Salmerie. Le penne nere e i muli raggiungeranno poi la caserma Montello a Milano destinata al reparto. Il giorno dopo l'emozione del grande sfilamento, alle 11 attesa la partenza della sezione vittoriese delle Salmerie, che auspicano un'accoglienza calorosa da parte dei milanesi. Il reparto Salmerie con il muro è sempre stato applaudito ogni minuto che passava e dopo il muro è un'altra cosa da sfilare. Comunque dai, speriamo in bene, speriamo che ci sia il calore di Milano come sempre anche per gli alpini. E allora, meno 2 giorni la Donata Nazionale, come sempre Antena 3 seguirà in diretta l'evento più importante della 3 giorni di festa, lo sfilamento delle penne nere dalle 9 di domenica mattina a domenica 12 maggio, l'appuntamento da non perdere sulla nostra emittente per tutta la giornata, la visione integrale dello sfilamento delle penne nere il 12 maggio. Adesso lo sport, il volley, perché è una Conegliano che continua a festeggiare le Pantere dell'Imoco che hanno conquistato il 3° scudetto. Si guarda ovviamente anche la finale di Champions del 18 di maggio. Abbiamo oggi parlato con il presidentissimo della Imoco Volley che ci ha spiegato anche il segreto del successo delle Pantere. Il presidente dell'Imoco fa spazio nella vetrina che ospita i trofei vinti dalle campionesse di Conegliano per l'ultima coppa, quella dello scudetto numero 3 conquistato domenica contro Novara. In questi 7 anni abbiamo vinto 6 trofei, ce ne manca un altro da disputare, ci auguriamo di far bene. Devo dire che alle volte si dice che il primo non si scorda mai, io credo che non scorderò mai neanche il secondo e neanche questo terzo, perché vincerlo in rimonta su una partita così tirata con Novara, che è una squadra molto importante, con un pubblico che ha spinto incessantemente la squadra con un entusiasmo incredibile, credo che sarà un qualcosa che resterà sempre nella nostra memoria. Fortuna e spogliatoio sono le 2 parole chiave dietro al successo delle Pantere. La nostra è una squadra con la S maiuscola, delle ragazze che sono delle amiche, delle ragazze che si frequentano anche al di fuori dello spogliatoio, e questo ha creato un'alchimia che ci ha portato a vincere in sole 3 partite contro una Novara che è comunque una squadra stellare. Archiviati i festeggiamenti per lo scudetto, il secondo consecutivo, le campionesse dell'Imoco devono concentrarsi ora sulla prossima sfida, quella in programma il 18 maggio a Berlino, la finale di Champions, di fronte ancora a Novara. Un appuntamento importante, credo doppiamente importante, perché il fatto che ci siano 2 squadre italiane fa capire il grado di salute della pallavolo femminile in questo momento. Credo che sia uno dei campionati più belli del mondo, se non il più bello del mondo. Il sogno non è ancora finito, le giocatrici dell'Imoco sono pronte a scrivere un'altra pagina nella storia del volley femminile.
Cosa dirà alle ragazze prima della partita della finale di Champions? Ma né io né Pietro Maschio diremo niente, speriamo solo che si divertano. È pronto a far spazio per l'altra coppa? Ci pensiamo quando sarà caduta l'ultima palla. La mente è già a Berlino, ma intanto c'è tempo per pensare alla prossima stagione. Le Pantere di Conegliano hanno abituato bene i loro tifosi e così è possibile guardare ad un altro traguardo da tagliare. Sognerei di partecipare al Mondiale per Club. Una notizia di cronaca in chiusura: è stato rintracciato all'autogrill di Calstorta sulla 4, quindi in provincia di Treviso, il marito della donna trovata morta questa mattina a Piacenza. Era insieme ai 2 figli, l'uomo di 2 e 4 anni, e tutti stanno bene. L'uomo è stato individuato, c'era una caccia all'uomo, è stato individuato grazie al lavoro di collaborazione tra i carabinieri di Piacenza e la polizia stradale, che ha seguito le tracce della vettura in autostrada. Il marocchino è a disposizione degli inquirenti che lo sentiranno per accertarne eventuali responsabilità. Non avrebbe detto nulla. La donna è stata trovata sgozzata nella sua abitazione a Piacenza. L'uomo è stato bloccato nella zona di Calstorta, nella Marca trevigiana, in A4, in un autogrill con i 2 figli di 2 e 4 anni. 20:10 fra pochissimo, parliamo di elezioni europee con Ferdinando Avarino, Sergio Berlato, Fratelli d'Italia, Conservatori e Riformisti, e Federico Pizzarotti, Più Europa, Italia in Comune. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia. Nella giornata di giovedì 9 maggio il tempo risulterà dunque in lento miglioramento. Nel dettaglio, sul Veneto al mattino avremo ancora qualche pioggia sparsa, ma piuttosto frequente un po' dappertutto. Col passare delle ore sarà via via più asciutto e anche con qualche schiarita più soleggiata. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. E condizioni di tempo instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, ma entro la serata migliorerà con fenomeni in cessazione ovunque. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Avremo qualche piovasco al mattino, poi dal pomeriggio sarà via via più asciutto e anche soleggiato, specie sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sui 18 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.